In questo numero, per il calcio, il Caorle La Salute ritrova il successo. In prima categoria è dominio Giulia Bibione. Boccata d'ossigeno per il sindacale nel derby salvezza con il Gruaro. Portogruaro femminile a Valanga. Nella pagina del basket abbiamo fatto il consueto punto sulla pallacanestro Portogruaro. Al via anche il torneo friulano di promozione. Coach Paolo Giollo spiega i programmi della sua Fossaltese. Nel volley ancora sconfitte per le squadre del Veneto orientale. Sia in positivo che in negativo è stata una settimana di conferme per il calcio del Veneto orientale. Dall'eccellenza alla terza categoria i risultati dell'ultimo turno hanno alimentato ulteriore entusiasmo oppure spinto alcune realtà sull'orlo della crisi. In eccellenza, la settima giornata di campionato ha consegnato un San Donà finalmente all'insegna della continuità di rendimento e di risultati. Contro il Saonara Vilatora i biancocelesti hanno centrato il secondo successo consecutivo che vale l'ingresso nei play-off. La sfida al vertice è già stata lanciata anche se devono recuperare un divario di ben 8 lunghezze ad una Piovese che non perde un colpo. Nel prossimo turno i sandonatesi si troveranno davanti Lia Piave dell'ex tecnico Stefano Andretta, fermato domenica scorsa sul pareggio da Listrana. Una sfida di un certo interesse che indirizzerà ancora meglio la stagione di entrambe le compagini. Anche in promozione il Porto Massuè viaggia come un rullo compressore, così come il Treviso, che dopo qualche passaggio a vuoto sembra aver innescato la giusta marcia. Al tandem pronosticato sin dall'estate come la mazza campionato sta tenendo testa il Fontanelle, andato a segno in casa di una milanese alla quarta sconfitta in questa prima parte di stagione. Vola adesso anche il conegliano di Mister Bernardo che si è lasciato definitivamente alle spalle la crisi di inizio torneo, centrando il terzo successo consecutivo. Noventa e Portoguaro invece continuano a piccoli passi, ma se il pareggio dei neroverdi sul campo dello Pitergina rappresenta un risultato comunque prestigioso, ben diverso è il discorso per quello ottenuto dal Portoguaro che al cospetto dell'ultima della classe Union Sile non può che andare in archivio come una brusca frenata nella corsa verso i play-off, zona dalla quale da questa settimana i Granata sono usciti, scalzati da un Caorle La Salute ritornato, pur nel pieno di un'emergenza difensiva, a far bottino pieno alchiggiato con il Lovis Presiano. Sì, abbiamo subito questo gol dopo un minuto, credo, al primo tiro in porta, al calcio d'angolo. Sappiamo che è una cosa su cui dobbiamo lavorare. Ed è così principalmente perché siamo una squadra difensivamente molto giovane, perché i nostri 3 difensori titolari di esperienza sono tutti e 3 infortunati. Dovremo far di necessità virtù, lavorare con questi ragazzi ancora almeno per altre 2, 3, 4 domeniche e attendere magari che i ragazzi infortunati Guglielmini e Zanon Andrea possano riprendere con calma, curarsi e rientrare. Quindi questo è una difficoltà che sappiamo di poter avere e ci stiamo lavorando. I giovani stanno ascoltando, stanno migliorando e speriamo in breve tempo che possano colmare queste lacune, insomma, dal punto di vista difensivo. Abbiamo sofferto i primi 10-15 minuti perché prendere un gol dopo un minuto non è facile da gestire psicologicamente, quindi la squadra ha accusato un po' il colpo e quindi siamo stati un po' in difficoltà psicologica per un quarto d'ora. Dopo abbiamo ricominciato a giocare, siamo stati bravi a riprendere la partita in mano, abbiamo creato delle buone occasioni già al primo tempo, abbiamo iniziato a giocare palla con intensità, a girarla veloce, mettere in difficoltà i nostri avversari e penso che il pareggio nel primo tempo sia stato meritato. Nel secondo tempo abbiamo continuato su questa falsariga e siamo riusciti a trovare il gol del vantaggio. È ovvio che dopo abbiamo anche una squadra avversaria di fronte e quindi è normale la reazione da parte degli avversari e in quel momento però devo fare i complimenti alla squadra perché tutti quanti, anche quelli che sono entrati, si sono difesi con lucidità, con voglia di portare a casa il risultato, quindi un complimento, un plauso a tutta la squadra. No, diciamo che comunque abbiamo incontrato una squadra che sapevamo giocava molto al pallone, noi abbiamo avuto grandissime difficoltà anche se siamo andati in vantaggio subito, ma forse anche il vantaggio subito ci ha un po' condizionato mentalmente pensando magari di avere una giornata favorevole, invece ci siamo abbassati,
non abbiamo più avuto anche quella mentalità e quella tenacia nelle seconde palle dove loro arrivavano sempre prima. Devo dire che ci hanno messo molta in difficoltà sul fraseggio, cosa che noi invece oggi non siamo riusciti a fare. C'è stato poi un infortunio dietro, che per noi, quello di Regolini, che per noi è un uomo fondamentale, e questo ci ha un po' disuniti, senza nulla togliere poi a chi è entrato, perché logicamente sono tutti all'altezza della situazione, però per noi Regolini è comunque un leader dietro ed è quello che un po' ci dà tutti i tempi. Questo ci ha un po' condizionato secondo me, però ripeto, dalla panchina ho visto comunque un Città di Caorle che ha sempre avuto la voglia di mettere sul campo la partita. Conosco molto bene il mister, so che l'aveva come concetto a questi principi, l'ha fatto molto bene, devo dire che ha fatto anche bene, probabilmente perché noi non eravamo in grandissima giornata. Forse domenica una grande partita con il Portogallo ci ha forse fatto pensare che potesse essere più facile oggi, invece non è proprio così. Noi abbiamo dei principi, dobbiamo giocare al calcio, quando non lo facciamo abbiamo difficoltà. Poi ripeto, oggi hanno meritato sicuramente loro, e bravi al Città di Caorle e bravi al mio amico Vladimiro Carraro. Niente di nuovo nemmeno in prima categoria, con la capolista Giulia Sagittaria al 7° sigillo consecutivo, grazie al solito tandem offensivo Segato e Madiotto, anche se questa volta strappato in piena zona Cesarini, mostrando quel carattere e quella voglia di vincere che è prerogativa solo delle grandi squadre. In scia ai concordiesi resta solo il Bibione, passato di misura sul campo del team biancorossi. I litoranei, al 6° successo di fila, il 5° di misura, si sono confermati squadra cinica ed implacabile, forte con i soli 5 gol incassati, uno in meno della Giulia, della miglior difesa del torneo. Per l'11 di mister Vili Pittana domenica arriva il Ponte Crepaldo, squadra al 2° successo consecutivo, il primo della gestione a firma Bianco, che sembra essersi lasciata alle spalle le difficoltà palesate nelle prime giornate, acquisendo adesso maggior fiducia nei propri mezzi. Sarà un altro gran bel test che misurerà ancora meglio le reali ambizioni di entrambe le compagini. Per il Fossaltapiani invece non è crisi, ma il pareggio casalingo con il Ponzano, seguito alla sconfitta di Bibione, alimenta qualche nervosismo in casa arancione, dato che l'ulteriore frenata ha dilatato il divario dei primi della classe a 7 lunghezze, scavalcati in classifica anche da un Badoer che domenica andrà a fare visita proprio alla capolista Giulia Sagittaria. Niente da fare invece per la Fossaltese, fermata ancora di misura sul campo del paese. Buon per i biancoverdi, che neanche le dirette rivali per la salvezza stanno correndo, ragion per cui i play-out restano ancora a stretto contatto, ma per sperare concretamente di poter risalire la china servirebbe loro almeno un risultato positivo, che in questo momento tuttavia appare quasi utopia. Tiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tiros e produzione abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tiros, in via del lavoro, a Fossalta di Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. In seconda categoria il Pramaggiore ha ormai scavato il solco con il resto del gruppo. 5 punti di vantaggio, l'ennesimo poker rifilato ad una squadra come la San Giorgese, che pure era arrivata alla sfida con la capolista in un ottimo stato di forma. Sono un chiaro segnale che la stagione rischia di concludersi con largo anticipo, anche in considerazione del fatto che alle spalle dei Blaugrana non esiste compagine in grado di controbatterli in modo concreto. Lo Jesolo, che alla vigilia avrebbe dovuto essere la rivale diretta per il salto di categoria, appare invece in grossa difficoltà, in questo momento fuori dai play-off dopo la terza sconfitta consecutiva subita per opera di un annunese in grande spolvero, la vera sorpresa di questa prima parte del campionato, frenata invece del San Stino, obbligato al pareggio dal San Donà, mentre il Musile 1000 ha sofferto oltre il preventivato per avere la meglio sulla Cenerentola Villanova, ancora inchiodata a quota zero. In coda 3 punti d'oro per il Sindacale nello scontro diretto con il Gruaro tra due squadre in evidente difficoltà.
Beh, 3 punti che sono ossigeno, solo quelli sono buoni, i 3 punti, il resto dobbiamo un po' mettere a posto diverse cosette, perché il secondo tempo non abbiamo giocato, il primo ancora abbiamo fatto qualcosina di discreto, il secondo tempo assolutamente una prestazione non all'altezza, ma vista l'importanza per noi dei 3 punti, perché ormai era un po' che ci speravamo, siamo riusciti a farli e tengo buono a questo. Ecco, per il resto, appunto, come hai detto tu, abbiamo visto un sindacale che in effetti qualcosa deve tirar fuori di ulteriore, perché non sarà sufficiente giocare sempre così per ottenere la salvezza. No, non sarà sufficiente, anche perché eravamo un po' ristretti numericamente oggi, con qualche acciaccato e con qualche scelta obbligata, per cui sicuramente dobbiamo fare qualcosina in più da quel punto di vista, anche per allargare un po' la rosa, ma comunque diciamo che in questo momento ci stanno bene i 3 punti, ma c'è molto da fare ancora. Un Gruaro che in effetti ha fatto la partita, almeno contiamo 4 palle gol sbagliate incredibilmente davanti alla porta, eppure il risultato non vi ha sorriso. No, anche oggi abbiamo giocato secondo me un'ottima partita, però purtroppo non raccogliamo niente, è un periodo che gira così, quindi cerchiamo di continuare a lavorare, rimanere uniti, sperando che prima o dopo le cose girino. Ripeto, rispetto a domenica scorsa, quando sono andato che proprio non c'eravamo, oggi ho chiesto ai ragazzi una reazione di tornare quello che noi siamo. Certo, in questo momento qua con 5 sconfitte consecutive e 6 su 7 non è sicuramente neanche a livello psicologico facile giocare. Abbiamo visto anche oggi in quelle circostanze dove potevamo concretizzare, ci manca la tranquillità. Non cerco come scusante, ripeto, l'età giovane dei ragazzi, perché poi quando tu giochi a calcio, quando sei davanti alla porta, devi comunque avere lucidità per fare gol. Quindi della giovane età noi stiamo un attimino pagando più del dovuto. Sta a noi comunque far girare questa situazione qua. Purtroppo le sconfitte ci sono, io ho già parlato con la società, noi cerchiamo di andare avanti comunque uniti, i ragazzi sono sempre molto presenti all'allenamento, stanno lavorando molto bene con serietà, io sinceramente non mi sento di rimproverare niente, soprattutto oggi. In terza categoria si conferma anche l'Ossilea, quinto successo consecutivo per i trevigiani e primato in classifica consolidato dopo la caduta casalinga del Cessalto nello scontro diretto con il Casier d'Osson, che elegge proprio quest'ultimi al ruolo di rivali più accreditate alla promozione diretta. Male il Veneto Orientale, se non fa notizia la pesante sconfitta del Cesarollo in casa con l'Eraclea, sorprende invece in negativo la battuta d'arresto della Vigor per opera del Basalghelle, formazione che ha così cancellato lo 0 in classifica, lasciando il ruolo di Cenerentola al Piavon. La rifondazione per i cintesi si fa più complicata del previsto. E in Serie D femminile, dopo la battuta d'arresto con il Villorba, il Portoguaro era chiamato al pronto riscatto con il Barcon, indispensabile per non distanziarsi ulteriormente da una coppiata di testa sempre composta da Futuro Giovani e Villorba, che dimostrano gara dopo gara di non essere un fuoco di paglia. Le Granata, domenica in maglia blu, hanno mantenuto fede alle attese, travolgendo il Barcon per 9-2, che pure in una prima frazione di un certo equilibrio era passato in vantaggio. Notevole il secondo tempo delle portoguaresi, che hanno messo in mostra una Sara Feletti ed una Giorgia Furlanis semplicemente irresistibili, autrici nei 90 minuti di 4 reti a testa. Aurora Finotto ha poi completato lo score. Sì, non era una squadra da sottovalutare ovviamente, e siamo entrate in campo domenica convinte di quello che facevamo, abbiamo seguito i consigli del mister e abbiamo raggiunto, diciamo, il nostro obiettivo, ovvero quello di portare a casa la vittoria. Ecco, una squadra che dopo aver così assimilato un po' i nuovi schemi dettati dal nuovo tecnico sta sempre più crescendo. Sì, e siamo anche molto contenti di questo, perché abbiamo fatto un cambio di gioco che ci permette anche di migliorare noi stesse. Inoltre quest'anno abbiamo un grande gruppo e di conseguenza, vedendo anche il gruppo più compatto, vediamo che in campo siamo sempre pronti ad aiutare l'un l'altra e sempre pronti di rialzarci nonostante le cadute. Grande gruppo, perché potete anche utilizzare delle atlete che sono veramente di categoria superiore. Sì, abbiamo atlete di categoria superiore come Silvia Berardo, che
è salita, diciamo, da una categoria superiore, che è ovvero la Serie A, e quindi ci dà un'ottima mano anche a noi magari sui consigli tattici, tecnici, e quindi è un'ottima giocatrice. Sappiamo ovviamente che il vostro obiettivo è quello di provare a vincere questo campionato, quindi bisogna recuperare il terreno perduto dalle prime posizioni, non permettere che le avversarie scappino via, quindi prossima partita da affrontare sicuramente col coltello tra i denti. Sì, esatto, questa domenica scenderemo in campo come ogni domenica, ovvero con la voglia di vincere e la voglia di portare i 3 punti a casa. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Quattro su 4 in Serie C Gold per San Vendemiano e Monfalcone, le uniche 2 compagini ad essere ancora a punteggio pieno. Jesolo invece è caduta pesantemente sul campo del Mestre, mentre Oderzo ha ripreso la corsa imponendosi con fatica sullo Jadran Trieste. Caorle a sorpresa è stata fermata dalla pioggia, il tetto del Palamare ha infatti fatto acqua durante un temporale, obbligando i direttori di gara a sospendere la partita e a rinviarla a data da destinarsi quando i locali erano saldamente al comando. La terza giornata della Serie D friulana ha visto invece cadere Aviano e Sacile rispettivamente contro Valtorre e Sistema Basket Pordenone, vittoria che per quest'ultimi è valsa il primato in classifica in condominio con Casarsa. La pallacanestro Portogruaro ha sfiorato la prima vittoria del nuovo corso, contro San Vito è finita 66-74 dopo 40 minuti giocati punto a punto. Non abbiamo sfiorato un'impresa, abbiamo sfiorato l'opportunità, abbiamo probabilmente anche buttato un po' al vento la possibilità di fare i primi 2 punti in Serie D. Abbiamo giocato una buona partita, sicuramente una buona partita, purtroppo condita ancora da parecchie ingenuità, da situazioni in cui siamo mancati di esperienza, soprattutto nei momenti importanti della partita, però questo è uno degli elementi che abbiamo messo già in preventivo da inizio stagione, e queste partite ci serviranno proprio per crescere, per evitare di continuare a commettere ingenuità che poi alla fine ci costano la partita. Abbiamo perso un sacco di qualche pallone che è stato veramente pesante, abbiamo commesso un paio di ingenuità fallose sui loro avversari, sui loro tiratori, dandogli punti facili in un momento delicato della partita, e questo alla fine ci è costato tanto, però la squadra ha giocato sicuramente una buonissima partita, i progressi che abbiamo fatto si sono visti assolutamente. Il fatto stesso che una squadra di Serie D abbia dovuto difendere 25 minuti a zona perché non era in grado di difendere contro il nostro attacco alla uomo sta a significare che siamo sulla strada giusta. Infatti San Vito l'avevate incontrato già nel torneo pre-season, in che cosa siete migliorati? Siamo migliorati nella circolazione di palla, siamo migliorati nell'1 contro 1, siamo migliorati nel gioco di squadra, siamo migliorati anche a livello difensivo, anche se lì ancora in realtà è il nostro vero punto debole. Noi siamo ancora leggeri in difesa, siamo ancora poco aggressivi, siamo ancora poco coesi ad andare a rimbalzo, concediamo spesso secondi tiri che alla fine sono sanguinosi per noi che siamo una squadra piccola e leggera. Da questo punto di vista dobbiamo migliorare, però in molti altri ambiti siamo stati veramente all'altezza della situazione. Ci manca ancora poco però per arrivare a competere almeno con le squadre di seconda fascia, però ripeto, la classifica io neanche la guardo, cioè proprio non mi interessa guardare di settimana in settimana quello che fanno i ragazzi, mi interessa vedere che ci sia un processo continuo di miglioramento, di crescita, e questo lo stiamo vedendo di giorno in giorno, e questo alla fine è il nostro obiettivo. Poi alla fine quando meno ce l'aspettiamo cominceremo a vincere. Simone Guerra, ci è mancato veramente pochissimo. Sì, ci è mancato sicuramente molto poco, siamo stati in partita fino a 3 minuti dalla fine circa, e
era una partita che si poteva assolutamente vincere, forse sarà stata l'inesperienza che non ci abbiamo creduto abbastanza, ma nel girone d'andata sicuramente ce la giocheremo ed è una partita che possiamo sicuramente vincere. Siamo migliorati moltissimo, soprattutto in attacco, ma come ha detto il coach sulla difesa c'è ancora tanto da fare, ma la voglia c'è, l'atteggiamento anche, quindi sicuramente è una cosa che si può fare. Senti, si può fare, allora prossima partita? La prossima partita sicuramente cercheremo di giocare in attacco come abbiamo fatto nelle scorse partite o anche meglio, e la difesa sarà da essere molto duri e forti e non concedere niente agli avversari, anche perché sicuramente soffriamo un po' riguardo al fisico e quindi ci metteremo tutta l'intensità possibile. Il prossimo weekend segna il via anche del torneo di promozione che vede impegnate Pallacanestro Fossaltese, Baloncesto e BVO Annone Veneto. Siamo stati a Fossalta e abbiamo chiesto a coach Paolo Giollo le ambizioni della sua Fossaltese. Ma obiettivi e ambizioni per quest'anno, diciamo il nostro obiettivo è quello di puntare come ogni anno un po' ai playoff, poi vedremo dove arriveremo, anche perché abbiamo una rosa un po' più piccola quest'anno e quindi vedremo strada facendo partita dopo partita il da farsi, insomma. Rosa un po' più piccola ma con qualche elemento che arriva dalla categoria superiore. Sì, sicuramente abbiamo perso qualcuno, nel senso che quest'anno hanno preso altre strade per quest'anno, abbiamo fatto un bel inserimento sinceramente, che grazie al nostro Diego Piasentin, che arriva appunto da Serie D, Serie C, quindi un buon elemento all'interno di questo gruppo sempre più affiatato, poi anche perché conosci i ragazzi, sono tutti quanti amici, quindi vedremo, insomma ci divertiremo, il nostro obiettivo è sempre quello di divertirci principalmente e vedremo dove poi arriveremo. Si gioca lunedì, avversario di turno è il BVO e quindi si inizia subito con un derby alquanto sentito. Sì, infatti proprio si comincia subito a freddo così con un derby, il problema è che non ci siamo allenati benissimo in questi periodi qua perché eravamo sempre in pochi per chi doveva ancora lavorare, qualche mezzo infortunio e quindi non siamo allenati benissimo e quindi sarà subito una partita di cartello, ma sarà subito anche un test importante, questo per poi dopo capire come e dove andare a lavorare per il resto dell'anno, insomma. Nel volley è stato ancora un fine settimana negativo per le formazioni del Veneto orientale. In Serie C San Stino ha ceduto nettamente sul proprio parquet al Medoacus, dimostrando di non avere ancora assimilato la nuova categoria. Di fatto hanno lottato solamente nel secondo parziale, perso 24-26, mentre nel primo e nel terzo set non vi è stata partita, come testimoniato dal 9-25 e 12-25 subito. Ancora una sconfitta anche per la Pallavolo Concordia nel derby di Serie D con lo Jesolo. Le biancorossi hanno ceduto il tie break rimontando una partenza ad handicap che le ha viste andare sotto di 2-7-0. Le concordiesi si consolano ad ogni modo con il primo punto conquistato, attendendo la sfida con il Grifone Sestetto a punteggio pieno. Sì, diciamo che il copione della partita è stato più o meno come quello della settimana scorsa, dove non siamo entrati in campo per i primi due set con un gioco assolutamente non spettacolare, e poi dal terzo in avanti, anche grazie al cambio del palleggiatore che ha dato un attimo di svolta agli attaccanti, qualche palla più morbida e precisa, e siamo riusciti a rimontare, abbiamo girato campo sull'8-7 per noi al tie break, però dopo abbiamo avuto un lapsus come nei primi due, purtroppo non siamo riusciti a concludere in bellezza la rimonta. Sicuramente è un punto che ci fa comodo, che ci fa morale, anche perché sapevamo che l'inizio per noi in questa nuova categoria non sarebbe stato facile. Cercheremo adesso con il tempo di recuperare un attimino gli infortuni delle varie ragazze per poi iniziare anche a portare a casa qualche vittoria. In queste condizioni non ottimali a livello di organico vi accingete ad affrontare sabato il Grifone, squadra che per il momento non ha perso neanche un set. Sì, squadra a punteggio pieno. Ecco, una cosa che volevo chiarire, non sono
non devono essere assolutamente scuse per la mia squadra, quelle delle assenze, non devono essere giustificazioni. Le squadre sono fatte appunto di 13, 14, 15 persone e quindi tutte e 15 devono essere parte integrante del gruppo e devono sentirsi responsabilizzate nel momento in cui c'è bisogno. Quindi adesso anzi devono incamerare esperienze proprio in queste situazioni qua. Sabato non sarà sicuramente una partita semplice, ma giochiamo in casa, quindi dobbiamo onorare assolutamente la partita e far di tutto per mettere in difficoltà le nostre avversarie. Noi qualche arma dalla nostra parte ce l'abbiamo, quindi cercheremo di sfruttarla nel miglior modo possibile. Sabato al via anche la Serie C maschile. Nel girone A il Bibbione Mare affronterà il Volley Mestre, mentre nel girone B la pallavolo Portoguaro sarà di scena con il Keim Serie C. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Tiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tiros e produzione abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto.